Ieri mattina a Cagliari, due cuccioli di appena una settimana trovati infreddoliti in un cespuglio davanti al liceo Siotto. Una storia che devi ascoltare fino alla fine. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se ami storie come questa, dove un gesto umano può salvare una vita minuscola, metti like e iscriviti. Tutto è iniziato con Nerino, il cagnolino abbandonato in una busta della spazzatura a Cagliari. Ma non era solo. Poco distante, due studentesse hanno sentito un pigolio venire da un'aiuola e hanno scoperto altri due fratellini, uno marroncino e uno nero, tremanti tra terra umida e rami. Portati subito all'OIPA di Cagliari, i cuccioli avevano preso un freddo terribile. Ma come stanno davvero oggi? Nanà, la piccola marroncina, è ora con una balia e sta facendo cortisone. Il fratellino nero è stato affidato a un'altra studentessa. Entrambi hanno appena 7 giorni. Ogni ora è decisiva. Ogni sbalzo di temperatura può essere un rischio enorme. L'OIPA di Cagliari ricorda che un cucciolo è fuori di pericolo solo dopo 60 giorni. Serve latte speciale, cure costanti, competenza. E l'associazione è pronta a occuparsene gratuitamente fino all'adozione. Se qualcuno trova altri cuccioli vicino al Siotto o in zona, deve contattare subito l'OIPA. A quell'età basta poco per passare dalla vita alla morte. Questa volta a fare la differenza sono state due studentesse e una rete di volontari che ogni giorno prova a salvare ciò che altri abbandonano. Se vorrei stare aggiornato su storie come questa e su quello che succede in Sardegna, continua a seguirmi. Grazie di cuore per avermi accompagnato in questa storia così delicata. A presto e un saluto grande.